Buonasera e benvenuti. Questa sera vedremo protagonista la compagnia Etebo, che metterà in scena Voculanzicula, l'altalena, di Nino Martoglio, regia di Rosa Lucifora. Voculanzicula è un antico gioco fanciullesco che si fa per mezzo di una tavola orizzontale appoggiata su di un fulcro centrale, sulle cui estremità stanno a cavalcioni due ragazzini che vanno su e giù con movimenti alternati. Un'altalena quindi, ma nell'allegoria del titolo, Voculanzicula è un gioco dalla vita ancora più ampio, è l'alternanza delle situazioni, delle persone, dei sentimenti e degli amori. Vedremo personaggi e interpreti: Ignazio, Ivan Di Fazio, Flavia, Rita Monachino, Neli, Paolo Viggi, Aitina, Rosa Lucifora, Nino, Riccardo Pulvirenti, Pitirru, Alfio Anzalone, Avventore, Antonio Moncino, marito Angelo Leone, moglie di Nino Graziana Zermo, nunziatina e canzonettista Tonia Zermo, Sasara Teresa Zitello, Nucidaru e voce fuoricampo Lino Lamela, aiuto regia Graziana Zermo, suggeritori Graziana Zermo, Tonia Zermo. Si ringraziano per le luci e scene Pippo Palermo, Lino Lamela, costumi Rita Monachino, musiche Rita Monachino, Pippo Palermo. Ricordiamo a tutti gli abbonati che sabato prossimo alle ore 21 ci sarà lo spettacolo organizzato dal comune di Adrano fuori abbonamento e adesso pubblicità. Spettacolo divertente dove non mancheranno le risate con Giuseppe Castiglia. Anche questa sera, per chi non l'avesse già fatto, è possibile acquistare i biglietti con prezzo ridotto a 10 euro, rivolgendosi al botteghino all'uscita del teatro. Buona visione! Già scena 1 è data? Ah, la base è la una seconda. Vabbè, vai. No, bloccata. I condizionatori. Ma che? Da così a pigliare? Vedete che è peggio per voi? Ma che non avete certo per parlare? Piuttosto non hai da perdere. Ah sì? È bravo. Vediamo se vi faccio uscire io sociale. A voi e a vostro figlio. Lasciatelo stare a mio figlio che non c'entra. Ah, non c'entra. E qui c'entra allora? Misura Monica? Ma che pretendete di me figlio? Se può sapere, Si può sapere di cibo. So che avevo dico 18 anni. A voi e a io. Ma che pretendete? Che vedassi che non cacci la sua sopraggiozzo? Ma con quale diritto? Signora, prima di tutto non facciamo questione del diritto, se no non vi rubiamo più assai. Io non pretendo che toccate cibo. Un pensiero di mio zio Parrino che ci lasciò tutte cose a suo figliozzo e a noi tenente, che ero mio nipote. Quale fu un saggio? O forse un saggio, ma non voglio dire. E dicete lo sentevo. No, perché amore non vi voglio dire niente. Ma la carta parla chiaro, cara signora. E voi badate fatte vostre, che la può finire a presa. Ah, mia che mi va a finire. Aria netta, non si scanda di gioco. Ah, e me che è così. Signora, io sogno un po' di pace. Vedevo che sto solo. Mio zio Parrino, a vostro figlio, ce l'associo e me la usa. E a noi ce n'è. Ora che tu che non vi giro, perché non facesse vostro figlio? Faccio 5.000 lire canerona. Io non resta comodo e noi ce ne sistemiamo l'affarozzi nostri. E cambiamo un bacio tutti. Ma diversamente... Diversamente che fai? Che
Che gioca in squadra non vuole dire a voi. Semmai dopo ve ne donate. È inutile che mi minazzate. Casutta, non ci chiodi. Buon bruro e salute. Signore, io che giocavo a dire così. Vostro figlio ha una casa a sabato e l'aspetto non c'è che ne giorni. Ma senza sti che ne giorni non viene per sistemare sta partita. Io poi agisco come meglio credo. E poi vostro bene, vedete un'altra cosa. Decideteci di non fare nessun telefono con me. Perché sì, è vero, io ormai sogno rannozzo, ma i malanzini come io mi fanno solo ridere. Io l'aspetto Ingia, come dovete che si comportasse. Rispettoso e unico. Se no scippa corpa, signore. Cade di voi. Ancora a nascere che tu cacciato una corpa a me figlio. Sì. E se sapeva cosa è dovere non ne osca qua. Perciò, restiamo ondesi. Namondiso. Oh, facciamo le mani, niente. Come si? Bene, bene. C'è cosa? No, niente. Stavamo facendo due chiacchiere con la vostra Appena magia. da 7 possiamo Ma andare. che hanno già su prego, nene. Quando va conto asciugamani. Perciò restiamo ondesi, signore. Vai ondiso. Diceteci il vostro figlio. E non facete da superba. Che dall'una volta è una giova. Questa è Parola d'onore. giusta per il grano. Ora segniamo così vediamo sempre bene. Capite che mi mangiassi? Niente, abbiamo fatto due chiacchiere sopra l'eredità di mio zio Barrano. Ah, cose che non mi riguardano. Cosacci. Perché sono a voi adesso niente? Appena vedo la canceluce. Barrano, No, io per giocare a dire il ciò di sta signore. Speriamo che se ne persuade. ma decidimi una cosa. Ma marito non va dato niente. No. E se mi credete, a Juan non saccio né cascare e morire. Arrivederci. Arrivederci, Mastrognano. Arrivederci. Prego. Piangi. Ai figli nostri si separano dagli occhi, la lussura e il fuoco che chiamava gli specchi. Nel vero sole, lo sole. Donnetina, vuoi divindere il cane? No, non me ne vai. Ma non può essere il cane da podia. Siamo un dormo incassato, non vedi? Ah, gente, sa se ne esce. No, non me ne vai. Aspetto il capo. E se voi mi volete mandare di sito bagioni, vi aspetto già fuori. Insieme a donna come una buretta. Non vede più com'ora, Donnetina, non vede. Non ci fa niente. Aspetto fino a stanotte. Fino a domani, fino a camorra. Non neri. Usa che ti senti che non hai un altro mondo. Che sono bella io, sogno. Vedi che ti sono nata. Oh, sciallarata. Mi diva una pace, l'onore e la salute. E ora mi basta povero e pazzo. Mi pare giusto. Mi pare umano che tu ti ha fatto vostro fratello. Chi più ora si fa divertente. Caffè, piace teatro, conquista e conquista. Ma dicete qualche cosa. Mi pare giusto tutto questo. Donnetina, che vi posso dire? Vi posso aiutare da qualche modo, e come cade, disponibile mia. Perché assai non posso fare. Ah, voi siete buoni, siete leali. Com'è che vostro fratello non ti somiglione? O cuore di tigre o che di mezz'ora? Quanti giuramenti, quanti promesse vedevano il suo scopo. Oh, maledetto tuo padrino che c'è la sorte di nato. Di quattro grano ubriacato. E poi di malamici. Ora fa spaccallasso, spende e spagne come un principe. E a mia mi lascia morire di fame e di freddo. Non hai più niente, mi fini tutte cose, ti faccio pensi che mi aveva dato menagna a buona buzza. E non hai manco una camisa. Un nemico, a corricolo.
uccello pure. E ci dici chiudo su, che è meglio che mi chiedassi quello di un ometto che fa meno peccato fa. Non lei dire, una vita di fiducia mia. Come ne potessi avere più me pace? Voi siete buoni, siete leali, donnelli. E allora, i divini nella casa, che non appena veni, ci parlo io come è giusto. Ma voi però, caro, non ci potete venire più, ma magari più decoroso. Donnelli, ma mi pensate che il decoro non è stato? Sempre, Lornetina, sempre un decoro. Vai, i divini, che non appena veni, vi porto io la risposta. Va a portare a casa, va bene? Grazie, donnelli. Avete bisogno di cosa? Non hai dire. No, grazie, che amore ne. Fido di voi. Pensate che vi aspetta a casa con l'occhio d'allarme. E vi tutto video che faccio in mia. Signore Marretto. Benedici, ti compare. Assai stai sto compare. Vieni a dire che mangiaste un buono. Guarda, sono meteoriti per mangiare un blocco l'affocate che erano meglio da carne di vecchietta. Oh che galanteria! E poi una bella fumata vita, quattro scoppoli di picciretti e sognoccati. Anche tu capire, compare, vi trattate come un principe. Oggi è la vigilia, compare. O vigilia o festa, chi sto qua sto convento, compare? Ma compare, ma voi che ne facete, Elena? Ah, impiegato vai, tirano belle flotte. Già, mo immagino. Aranci mari, malappine, spuli giapponi. No, tale e quale, ora antonasto. Già, vi toccai un dollaro. Ma lasciatemi stare, compare, cuccettino, la moglie che mangia per due, la soggiera per quattro. Ma che la soggiera? A chi tu capiro, compare, buona è sta massaria per far bene come a voi. Una ricchezza, compare, di solo pane ce ne vuole un ambasciatore. Ma con tutto questo, vedete, oggi è la festa di Sant'Aita e mi faccio buona e mangio capocchetta. Ah, facci sto spesa. Bravo. Ma lasciatemi stare, comparetto, che una moglie se mi chiamava con la nena, ma soggiera per niente, e accattammo due bacchini ai piedi. Gli faccio il bene e scatta l'avarizia. Io vino però, compare, un anno io, capisco? Vero è, magari Dio. Sì, di chi tu so sanno, la mascalucia. Un signore va al bene. Ah, posto. Compare, sentite che sta canzone da Carzanato. Ora ve la faccio sentire in cartoccio. Ci sarò a pronti a gioina e io che l'ho chiuso dentro faccio mura e ogni tanto mi affacciavo dalla grada e vedevo passare gente. Compare, ma ci credete che sentendo quella cantare mi viene i cianci? E quando io mai? La voce buona vai, compare, eh? Ah, quale voce? Con voce pare di andare raffreddato. E la canzone che è bella, che scende dopo cuore. E sentendo quella cantare, per forza uno a pensare a dei poveri spendolati che sono galera. Manca le Brutta e per compare, brutta. Manca le cane, comparetto mio. Già, manca le cani. Dentro come letto, ma limpolo come l'aria. Manca le cani, aspetta. Salutiamo Danneli! Salutiamo! Addio, bellezza! Addio, questa è giù dalla stavetrata, che da febbraio siamo. Ma ancora per toccare come principale, hai preso il quarto d'ora cagliolino, a mansione preciso
Leviamo mano! Tanto piacere, lo principale, lo saluti. Ma perché non chiudi vostra? Sì, chiuro. Quando mi accomoda, chiuro. Vabbè, va. Visto fino a quando che ci stabilisce l'orario. Ah, lei? Ma quale lei? Ma come quale lega? Che da nostra, dei giovani barberi. A proposito. Aspetta, a cui non viene mai? Ma tu devi vedere che non ci veniva in sta lega? Insomma, ci può essere o non ci può essere? Ti dico faccia la verità. Sa lei è socialista. E io di socialismo non tanto ne saccio. Che mi è persuaso che è troppo complicato. Mi faccio solo. E se poi non mi conviene? Ma io che sento dire, oh, che ora il socialismo è troppo complicato. Questo è un difetto che c'è in Sicilia. Che pettaloni siete come loro. Perché per operaio non sapete di socialismo, ve ne dire essere orbi. Ma perché tu ne sai? Ma come? Sogno socio e non ne saccio. Se socio non ne sai. Ma... Ossia, non l'ha visto a cravatta rossa? L'hai visto. Ed è proprio per questo carico che non ne sai. Penso sai che ti dico. Visto che ne sai, invece di fare tanti chiacchieri, spiegacelo tu a me comparino, e ci dà per occhi, che è orbo. E che ci vuole? Calma. Case. Non ne conformiamo. Si sta componendo. Fermi. Il socialismo porta tanti vantaggi. Giusto. Prima di tutto, il vantaggio della fratellanza tra tutti i socialisti che formano una famiglia. Ti pare giusto, quindemo, quando uno c'è essere un ricco che non zavaglia e un puretto che itta sangue da tavola do petto? Siete persuasi, compare. Che l'ha visto con occhi. Perché compare? Ma perché? Io è giusto per caso che io che zavaglia? Se per a te che non fa niente. E soccorri tu sfacinnato che mangi e io che mi spezzi spade di talio, tu fumi e io giusto E tu sputa, compare. Compare. Ma ci dice zuppa. Perché un ragionamento. È logico. Povero perno, è tutto dopo. Giusto dice Peterno. Bravo! Mi piace che sei un uomo di concetto, che sape ragionare. No. Perché che c'è essere in tuo mondo, così sia e con sprazia, se da natura ne feci, tutti stessi ne feci. Giusta legge. Fosse che da tu, mendiamo, hai due feudi, hai un enti. Uno tu e uno io. Mangi tu e mangio io. Dico giusto. Sante parole. Tu hai due palazzi e un ente. Uno tu e uno io. Dormi coperto tu e giustamente dormo coperto io. E Nino, e dai, Nino. Oh. Tu hai due cavalli e un ente. Uno tu e uno io. Giusto. No, quando non c'è parola, un momento, Non compare. a cavallo dite voi. Io a cavallo marito, compare. È giusto. Giusto. Si capisce, qui sono i piccerini. Va. Ma quando faccio socio? Sì. Ma per davvero? Per davvero? Ma finalmente! Ma non ci posso credere! Tu, vende, hai due enti. Una tu e una io. Dico giusto. Basta, mezza parola. Un momento, con mezza parola. Vedi, dopo sbagliasti. Già, dopo sbagliasti. Ma perché sbagliare? Io non stai capendo io. Capicchiate nella per davvero, compare. Già, i due bene noi. Una tu e una io. E se bruciava per le sant'anca. Mai, caro mio, mai non mi conviene di sapere in questa lega. Meno male che ti lasci a conoscere cosa fa. Io mi faccio a conoscere. Tu ti facessi a conoscere. Era bello compagno fosse. Oh. Non c'è saputo e manco ci trasi di sta società. No, tranquillo, Pitino, che ci trasi. Dopo che si mangia di andine, però. Questa lezione che ce lasti, fino a quando avevi che mettere, non ci passa manco un pucciretto in trasire in questa lega. Dico giusto, compare. Per giusta legge.
Buongiorno e buone feste, viva Sandaita! Viva Sandaita! Che fa, si lavora? Addirittura fate la verità, stavo chiudendo, ma oramai che c'è tu, prego, s'accomodi. Tu resta, ma fai una cosa lista, perché la sai a Sandaita un bordo, e prima che non cercare essere pronta per pigliare un carro. Giusto. Qui, giusto, una caruta, a passo di carica. Su, vai. Servo io. No, compare, lo servo io. No, non lo servo io. Compare, mi stai dicendo che lo servo io. Lo servo io. E basta. Basta. S'assettarsi. Ma voi siete con l'esto da mano. No, come più lesto le mano è tu. Però Caruso, ci piace la chiacchiera. E si fa l'uomo, non vi preoccupare. Facci nome, lo conosci. No. Ma a essere cattolico, eh? E che voto ti Sandaita ha fatto sta scoperta? Oh, si dice in sacco senza risparmio, eh? Pare un bagliaro, pare. Io però vi dico. Muto che lo spento. Cavalieri, che ne dici da questa davanti? Cavalieri, come sia pare? Come mia parla? E dicendo cavaliere, come posso parlare? E chi si dovrebbe rispondere? Perché non sono io cavaliere? Ah vai, ora! Non sono io cavaliere! Ma perché te lo dici? Ci credi? Oh, siete catanari! E poi tutto occorre fare un cavaliere o un gigante o scanciapiccioli o sbirro e ci lasciano insegnare un galantuomo provato. Grazie. Di nobile azione. Grazie. Ma mi conoscete? Veramente no, non lo no. E allora come mai mi facete tutti questi alloggi? La presenza. Questa è la presenza. Si vede da faccia che lei è figlio. Come si dice, ci sono niente persone distinte. E poi c'è l'abito, che è un cattolico tirante del capo di Sandaita. E basta. Grazie. Ma non vuole dire che schifo io sia. Non vuole dire. Lo sogno io. Io sogno uno scopettiere lasciata di pedalino. Davvero, sì. Don Letterio Ciancio. Ciancio, che come? La famiglia di Ciancio. Conosciuti come voi della Pera. Tanto piacere, molto piacere. Tanto piacere. Piacere. S'aspettasse proprio, non cortesia. S'aspettasse. Corpo del fatto, questo picciotto sa che è simpatico. Bello per davvero. Però lei da parlare più basta, perché se non solo passa la santa e lei non è l'esto, ma così facendo può rischiare magari che ci tagli qualche frettolare faccia. Non parlo. Compare, ma ci deve una suonata a competirlo. Compare, dove non ci soccorre. Compare, allora facetevi una cantata. Basta che la state andando, faccio parrosciare. Oh! Sì, cantata, mi fa piacere. Sì, però lei dissimo che non parlare più, va bene? Silenzio. Che dire, non che sei tenore. Aspetta, tenore dei cantanti, ma non che in queste quattro mura. A proposito, la gran soddisfazione lei. Compare, voi non ci foste con dei cantanti, è vero? No, perché? Ha come un piacere del re. Prima fumurate, le cascinelle un infortunoso, stonate come la pa o come la campana dei pazzi. Poi calarono i burbatani, comandati di Tano Caiello, poi i grangani. I fischi che si chiamasse la popolazione, la pareva venuto molto. Quando tutti se ne stavano dietro sconsolati, attaccammo l'uomo. Per dirlo. Chiara Marina, sorgi la luna. Tutte le stelle sono nel firmamento. E il cittadino non ave più avvento.
sia? Come sapi? Come sai? Faremo facete conto che sono del vostro stesso partito. Ma non è Ma socialista! socialista, partito di canto. Ma come di canto? Ora, Santa Nicoletta. Santa Nicoletta di canto. Santa Nicoletta, basso profondo, sotto la scuola del maestro Giarrusso. Sta bella soddisfazione la sera, applausi che si sentivano di misteriango. Che trionfo, Che vittoria! che vittoria. Lei però non parlare più, picciotti. Per favore, non ci date più conto di parlare, capo premura. Va, e allora leviamo l'occasione che è meglio, va? A proposito. Ma marito una scena più da potere. Di marito parla. Ah, si giorna, Cadegno, per darci una risposta in merito a un mennolino che si accattare. E non si trova mai. Se tu fossi vedi, ci dice che costa 100 lire, senza cascia. Ma che fa? O vedi ossia? Un bar, con voi parla. Non ci viene più a travagliare il vostro fratello. A fare soldi. No, questa cosa so a fare nostro. Voi? E che ci state voi? Che c'è? Perché mancano io, mi viene di conseguenza che ci voglio che sei io. E c'è, io che faccio da io? Che c'entra? Voi siete tuo padrone. Ma giusto, dice Nino. Ossi è libero di mantenerla a spasso quando vuole. E bravo l'avvocato. Compagni, non vi preoccupate. Caso continua così, vi cresce la settimana. E Cristo che volete? No, andate a dire sentiamo, compare. Voi sapete quando vi voglio bene per rispetto? No, non vi preoccupate, che non rico sentiate. Non rico perché è giusto che fosse così. Ma Tornelli è un galantuomo. E su due, ce n'è più. Benedicite, me ne vai che è meglio. E va? meglio è. Addio questa Natale. Non c'è dato. Il veneziano di sta fame. Vi figli settiare tutto scorso. Non vi pare che non mi sento sentire di nuovo? Non c'è tanto sentire a Sarnese mi sembra trasciuta così. Ma voi che siete di certo buoni, perché non pensate di mettere l'opera? Siete veterani e ci dovete fare dei bar. Ogni sera per cantare, canzonettisti, trattorini, capote. Che facete? Come a vostra madrasta che ci fa passare tutto. Ma così non si può scendere o portare. Ma da scusare. Questo denaro che ci lasciamo sopra addosso ci pare che tutto un giorno io lo so. Non lo sa che facendo da così ci può durare al massimo 2 anni. E poi mi dispiace. Leggio. Ma le lingue parlano assai. E sbaglio a parlare. Compare, facetemi una cortesia. Cangiate il discorso, per favore. Cangiate il discorso. Sì, cancetta del scuso, ma c'è un favore, magari a me. Lei però non parlassi più. Alta sta testa. Scusate, io parlo un po' vostro bene. Io l'hai caputo io, compare. Però vi ringrazio, ma cangiate il discorso. Oh, alta sta testa. Non vi preoccupate che lei si sente. Giovanni, no? Non è una cosa. Che ci ho preso perché ci raccomandava. Perché l'amore ha mescato con l'odio. Ha visto mia madre? Io non l'ho visto, che c'è a fare? Buon levata, baronetto. Ossegue, signor Barone. Ma buona barone, lasciatemi. Lì, mi stava una cosa presto. Un momento. Sì, faccela presto che se no perso il treno. Che forestieri, signore. Forestieri di Catania. No, un catanese alla state state andare. A fare un'importanza. A fare un'importanza.
Commercia? Già, commercia e bella pubblici e scocci dopo. E tempo perso. Bravo! Non vedete che lo faccio sullo spassoso tutto addosso? Io non spero che... Stai sbregando. Già? Ma vecchio spasso? Sape che viene appresso. Lasciami di manare sta razza. No, sapete dirlo per un'altra volta. Oggi non è che non le prega. Ancora che scoppa la voce che ti fate, non fanno petolante. Ruggi Tenino che a fare conto che me ne va. E mi stai sbregando. Tirissi, stiamo a parlare tutti e due. Voi capisti? Bene, l'avevi detto 100 volte. Ma le pace morsi. E io ne ho dare più condannuto. C'era un altro, non voglio essere, che chi sperava potere. Quando devo vendere la tomatata, resta che io manca. Usaccio, già un registi. Che chi soldi che te lo sotto per giuzzo. Sì. T'accatta a metà la bottega che ti appartiene e diventi padrone assoluto dei clienti che si formano me pazzi. Me pazzi? Non dico me. Tu da non è da, ma io da niente. Ognuno per sé e per tu. Bravo. Ma non dire che sono a parlare. Allora ne chi? Che non se ne c'è quella che c'è dentro. Da un'altra volta a caso. E mi contavo così, che sono a pensare ci mi fanno rizzare i carni creature. Torna! Ma io prego, ma tu che ci vieni, ah? Che ci vieni che ci picchi sotto il fissa? Invece di essere mio frate, mi sta parendo suo frate. Mi sta parendo. Già? Suo frate! E allora così la soggia, da picciuttino, da creatore. C'è tutto questo interesse. Dice tu, perché io ne sono stufo. Allora, non gli sarà la voce con io, senti? Non gli sarà la voce! Io non vado ai tuoi clienti. Così è se setta, che Ma così è una buona barba. Così Mi è faccio sto la doccia, mi faccio. non credo se mi sta qua. Venisse qua. Cosa che succede? Ci penso io, registi. Gli va. Neri, io non mi ci ammisco nell'affare tuo. Tu non devi mescare le piedi di me. Ma che sono questi discorsi, Marino? Perché non si è potuto mescare tuo padrone nelle cose tue? Quando portare le conseguenze? Siete frati o non siete frati? Che saccio io, a sua madre non la conosci. Se non basta, ma non lo sai. Oh, io mi viene a vedere la persona. Gli divini che a me. Poi ci dite ore, è vero. Gli altri porti dirlo che non capisci tu, senti? Tu a me mazzi, la conoscisti, ma io a tua mazza la conosco. Che senti dire, ah? E forza può scegliere colpa, va, Munini, da me. Da questa sandaia, benedicite, compare. Che ha questionato con marito, il solito, vero? Sempre cane e gatto, manco parete frate qua. E che sa per quale motivo volete magari voi che non paremo frata, vero? Che fa? Sbagliato, vero? Ma che sente te, padre? Niente, non la fate. I divini, che a me. Sentisi dire che tu a mia mi conosci, che mi conosci, padre. Nonna Flana, vi stai dicendo, io ti va a vedere la festa di Sant'Aita, che a me è. E ne stai viendo, me ne stai viendo, non ti fare brutto. De ste tempo non mi pare più tu. Almeno se sapesse che tu hai. E torna, vennate a dire, nonna Flana, vennate a dire. Ti saluto, Fuori! ti saluto. Guardate questa bene, ma è una vera spacciata sta cosa. Se non ci fosse tutta sta furga, ci facesse una parte, cane e cane, ci passasse qui manco di lontano. E tu non ci dai convenienza. Da perché su tuo fratello si dirà? I divini fuori, nonna Flana. Me I divini. ne vai. Che c'è spettacolo del Dio? Ma giuzza mia, tenetemi in mano che mi stanno bruciando in quella maniera. Permesso. Scusate, non è più desobbedito. Ma non hai più casa. Ma come non c'è più casa? Non hai idea. A stasera mi mannavo. Stamattina vedeva sulle buchi di Biancavilla per vedersi la testa. E io l'hai pagata ma cammareggio. Poveretti come siete, non hai idea. Finandura, vi spiare, se avevo bisogno di qualche cosa. Quando ce l'hai da dare a stasera,
risata e tu devi mangiare da ieri. Oggi... Non venderesti. No. Non ci devi domandare. Lui dice? Che avete, ne? Ti stai angustiando, è vero? Scusate, mi guardi. Aspettate, non devi dire. Non venite. Aspettate. Aspettate qua. È vero, vedo occhi rossi. No, non vi preoccupate, gli occhi rossi sarà qualche capello che mi onda all'occhio, non vi preoccupate. Donna Edina, tenete qua, state chillazza Sara e vi pagate il debito e vi fate cattare qualche cosa da mangiare, che siete deboli. No, scusate, non è. Tanti grazie. Non permettete che avrò una mano. Non c'è ragione. Non vado a preoccupare voi. Quando chiedo che sa preoccupare invece manco ci pensa. E a voi? Come l'ha detto che queste soldi sono le mie? Usaccio che sono dei vostri. E invece no, non sono le mie, sono i suoi. E mi lasciavo per dare a voi. Dimmi. Ci parla su. Ci parrai, non E chi è che avete visto? Non ne vuole sapere più, è vero? Coraggio, non ne dire. Coraggio. Non andate a farla così. Voi siete buona. Non facetela così. Allora disse l'ultima, vero? No. Voi siete sennata. E dovete sta legge, non è tina. E forse, chissà che a voi pare una disgrazia, forse è la vostra fortuna. Che ne potevo sapere noi? Allora, ha deciso che soldi è vero. E si faccio bene che vi lasciavo subito dare conto in sentito tu. No, non è di no, meriti una menzogna. E voi tutti induriti. Non sono i suoi questi soldi. Sono i miei. Ma perché non ve la da pigliare? Anzi, aspettate. Pigliatevi. Io sono un scherzo, donna Etina. Non ho vizi. Io lavare questi soldi non me lo nascondi. Donna Etina, vi impresto manco. Quando la vita poi mi tornate. Va bene? Tanti grazie. E a te. Aspettate, donna Etina. Non ne venite. A mi casa a te. Non è vero che non ci ti vuole giungere l'occhio. Ma che condizione avete, donna Etina? Scacciatelo su pensiero. Ma quali pensieri? Chi? Quali? Chi sto cacciavete? E allora tenete qua, perché non mi sembrano più questi soldi. Non è vero, donna Etina. Ora vi servono questi soldi. Ma poi voi siete una calosa buona, travagliate, sapete fare la costurera, facete voi conto che faceste un malo sogno. E ora va a rispigliarsi, va bene? Tenete qua. Grazie. Oh, questo sì che è grazie. Non come chiedo di prima. E riportate per me dire. Quando avete bisogno di una mia, affidatevi sopra me. Va bene? Io signore Marlene. Su campano, non le dire. Su campano. Amonini, date il campano. Va con me, mi dica. Appena arriva alla porta. Vai. Siamo tutti giochi! Di largo, mi vestisti, del bianco, mi vestisti, questi santi detti, siamo così carini, ora ti faccio sentire a voci dei nostri cittadini, siamo tutti devote tutti.
gemme, frate. Una ora dicevo, non ho visto. Dio, chiamo Annunziatina, ho fatto una cosa. Oh, e che si fa? Lì le fa con tu gatto. E se torna? Che come ci porti i femmini in giappo di? Ma vestito a mascherata. Dalla mia casa porta a covorchio. A fare poi sono Alberto che tuo frate è sentito assai. E non faccio io perché. Perché? Vedete, lo chiamo Annunziata. È innamorato come una signa. Che come? La lei ha fatto quando la stai io. Ci paga l'affitto della casa. La settimana per la macchina di cose. Bestia. E perché è bestia? Ah, perché è bestia? Perché con tutto questo. Ida non ne vuole sentire, manca a brodo. Ci mangia l'esca, va. A così dici tu? Era così. A mia non Sì. pare che a così un discorso. A che sai cosa? Io ne. A che sente dire? A Tina si potesse mettere con nero. Quello basao. Senti, nega io non voglio. Ma non che ti facessi a vedere come un frisco. Ne venissimo bene come una pecorella. Già, e che tu non vuoi. E certo, dopo che mi andiamo a liberare, che manco vero mi pare. Mi pare che magari io manco ci pare vero. Alle vedere dopo, Nino. Allora, vedete dopo tu, ma no, la gelosia ti sta mangiando l'occhio. Tanto è vero che ci dicesti che tu veniva a qua, ci tagliava la faccia. Ma non per gelosia. E non perché. Non dai, manco per schifino. Chi da qua ci viene per fare un dispetto. E mio dispetto. Non a fare e ne le pensasse a chi doveva. Che se non che ci posso venire a briscola. Viene ancora con Neri, è buono e caro, ma quando si salvaggisce. Vedere dopo, Nino. Allora, vedete dopo tu, ma no, va, parliamo dopo. E me più. Chi è questa altra storia che mi ha combinato con Nunziatina? Ah niente, ho fatto che volessi studiare canto. E io ci disse che mi portavano maestro per ci fare provare a vincere. Io ci disto maestro. E tu? Io. Ma se io non so di musica. Ah va, sta barano, finta che sei maestro. Ci fai tale quattro schicchi e ci dice che ogni cosa perché sa non. Sa quando mi ha visto accostare. Io me ne sogno sto. Sì, ma come si può provare la voce a casa senza pianoforte? Ma guarda qua, cucci la catata. Manca a tirare un po' di cilla, ne? No. Nì, non fare una parte. No. Nì! E i ci sono per te. Sei capace o non sei capace? Sono capace. Ma io per piacere i cani moralisti come gli altri, così Bravo, e mi raccomando, alla seria va. Sei troppo smato, non mi farà ridere. Mi raccomando. Avanti, preparati. Preparato sono. A proposito, perché non siete d'accordo? D'accordissimo. Invece. Ma che prima volte? Ma quando io dopo allora? Un signore solo lo sa se non finisce a bastonate stasera. A me non mi resta consolazione dei cieli. E causurai. Preparati, Teresa. A casa. Avanti. Vivino maestro! Eccolo qua. Osegui, maestro! Levate la maschera che non più viene più. Maestro, le presento l'amica mia Nunziatina. Nunziatina è il signor maestro da casa. Tanto piacere. Faccia avanti. Sappi maestro, Ma mi dispiace che qua siamo senza pianoforte. ma sappi maestro, io sono digiuna del tutto. Ah, niente, ci fa tanto il digiuno, si canta meglio. Ma no, chi capivo lei? Io diceva che non saccio di musica. Ah, non ne sa? No. Meno male. Ma come meno male? Ah, intendevo dire male. E come si fa? Volere cantare senza sapere di musica? Io lo stesso che volere ballare senza avere gli gambe. Sì, ma su lei mi dici che io hai a disposizione manzigno. Ho disposizione? Lei non si può lamentare. Ce l'ha. Ma chi capivo? Ma chi capivo? Io volevo dire attitudine, ma chissà, inclinazione, no? No. Apra la bocca, forza. Pitirro! Carnila, subito, giù madre.
buono posto. Signorina, apra la bocca. Bene, bene, bene. Senta, si vede che non è giovanissima, simpatica, avvenente, leggiadra, astuta. E se possiamo, di già studia giusto da cannina. Ma cosa? Maestro, ma mi diceste una cosa? Ma chi c'entra della a musica? Chi mi scangiò il pinaio menta? Signorina, non posso mestiere. Lei sapete musica? No. No, e due caccia. Ma questo è difficoltà del pianoforte. E invece c'è chitarra. Ah già, la chitarra, strumento dolce, forte e principiante. Forza la neve. Dunque, lei ha cantato mai? Mai, signor maestro. Zitti tu. Anzi, lei, zitti. No, mai. Benissimo, allora è vergine. E non si scandalizzi se dico così. Intendo dire vergine di canto, che non ha avuto altro maestro cantabile. Tanto meglio, perché vedi la voce umana è di diverse categorie. C'è la voce chiamata piccola. Ma mi fa cantare o no? No. Forse. Io non mi capi cantare. Proprio forse. Su. Mani. Ma no, cosa ha capito? Le mani, la voce, così. Più forte. Le mani. Madonna, Maestro. come che fu? Non dice lei. Scasciai. Si sturbato, si precipitato, vicino a rovina. Peccato. E allora non hai inclinazioni? Altro che inclinazione. Lei si stava a tomba come un biscipalamito. Mi scusate la mia intromissione, ma mi pare che la signorina è troppo scarsa la mia cosa. No, di essere cosa fosse cosa. Ma signorina cara ci vuole buona volontà. È uno studio minimo di una dozzina d'anni. Una dozzina d'anni? Se signore perlomeno. Perché vedi, la voce umana è di diverse categorie. C'è la voce chiamata piccola davanti, verso quando uno si catticchia oppure si sollevica, bella, l'esce, pulita come l'acqua di Zambucca. Un anno di studio, uno che apre Cannarozzo è cantante. C'è poi la voce chiamata così di petto, che viene di petto, come il petto, sì, di petto che viene dal premone sinistro, quindi ci vuole interessare. Perché prima deve attraversare il premone, la mente, il tunzo di petto, tutta la sfasciatura e finalmente il fuori, il sofico. Questo per sviluppare ci vogliono 3-4 anni. Ma quando ne esce è bello, pastura, come una crema di cioccolato. E a me invece che voce è? E la sua voce è niente di meno che voce di spina dorsale e precedenti di pulita. Sì, finisce la sua voce. Prima deve attraversare l'osso pizzicchio, poi per l'intestino, il fegato, la mensa, il tunzo di petto, tutta la spacciatura e quindi il sofico. Oh, Maria Santissima! Ma forte signorina è l'osso. L'osso, per trapanare l'osso, ci vuole l'aiuto di Dio. Ma in convento la voce di pulita è come guida del canario. E per nascere, signor maestro, ci vogliono 12 anni. Non meno. Perciò lei mi sconsiglia di fare la canzonettista. Devo consigliare oggi questa prospettiva. No, sconsigliare del tutto, no. E sento di venire. Sento dire che può fare la canzone stessa da ballo. E chi vede dire la canzonettista da ballo? E chi che non hanno la voce per cantare ma l'hanno per ballare. Bello, sì. La maschera di
picchi ma metterà maschera. La maschera mettetevi, signorina. Benedicite, compare. Benedica, Donnelli. Ma com'è possibile? Questa, signorina. Roba mia, che a fianco non te ne guarda. Non me ne guardi. A potia ti sta parendo. Cristovallo. Un baronino. Ah, A voi magari, a quando viene mi piace. come mia patrà. Quando il suo padrone è un cane a basso. Cao padrone sogno io. Magari io. Chi sta poi servire? Donnelli, possiamo... Sentite tu. Ossia, scusa. Signorina, scusassi, ma Cainza si travaglia, non si opera. E monilli marito. Assetto da tu, che io apposta da viceversa. Ah, a posto faciste. Portate via il locamento, Signore, apposta. Se tu facessi le fimme, Cainza. Magari io. Tu cosa ne parli? Raitina? E così non parlare lo faccio io. Ma io non sono un uomo da fare sapere dispetto. Sai chi sono? Ora guarda che fai il comune. Fatinni che è meglio. Non me ne vai. Me ne vai solo allora. Assetto da dessi. Portate per l'odore, per carità, via di vino. Carusi! Carusi, ti vendi che se no oggi si fa di colpa, Carusi! Ti vendi che si fa di colpa! Traduzione. Come si? Dottore, ti vendi che oggi abbiamo che fare? Ma se devo stare, compare, l'amico deve essere. Vi carnalovare siamo. E caro dottore, vi siete specialista, vi sapete fare l'operazione di pecciafumicini, vi ci candidato per questo bombaggio di Siracusa. Che portate dopo? Posateli. Questa è la teoria. E la pratica con te. Eccola. Dai, spiritoso, signor dottore, sai come va? Quando se ne va sta massa, portatelo fuori a marito. Ma io magari ora mi missi. Dottori? Oh dottori? Ma quando è nato mannato all'altro giorno? Assai. Ora ti ci vanno pure a te. E non che sogno, Malato sogno. poi tu, non vedi che sta facendo? Sei un cadavere da 100 miglia lontano. Dottore, non cazzo giù. Sì. Mi pare che hai mangiato un dallo suo pezzito. Dolore di soggera e catarro da lassi. Per guarire di queste malattie ci vuole vino di terre forti e fegato di maiale. No, dopo sbagliaste con il dottore. Stato mio a ricetta. Sì, calamela di capra mattisa e di zomme piscovili, spalmaggetto di buffa, se mi buffa male. Arrenini, isici, facci parova, spindica e fai mena. Carusi, per favore, ti vieni che aspetto per uscire. Non ti chiede compare, un giovente grasso è. Dottore, te ne ca. Sto come un puzzatino. Bene a camolaccione. Vede che è una debolezza. Gramigna. Ci vuole gramigna e erba di vento. Ora quando ti tocco puzzo io a te. Dottore, sei morto. Ma io? Sicuro, state vedendo di cadavere da 100 miglia lontano. E chi ha? Vedi chi ha? Che ha? Niente di meno che una baccanazione cronica, con complicazioni di appetito e di fame acciassata. Ma allora diamoci il remedio, un remedio dottore. E non è cosa facile. Dobbiamo consultare il calavino. Ci veloce. Non calavino. Quanta questo manguiglio ci sa leggere un bestia. Ecco. Per guarire di questa malattia ci vuole una dozzina di cristeli di piffi, guappi sbruffi, olio di bratta e sinapò, tappate di soggera alla parte interessata e se entri in convalescenza, aria di levante,
dove il sole più sostizia e scioglie la bambina del Papa Picastro e della centurilliaca. Bravo, bravo, bravo. Lo sai che ora ti voglio pigliare come assistente. E tu perché non parli? Marito Sarestano. Che te sei? Io perché sogno Sarestano? Perché sei figlio di parri? Lasciatemi, ma ci faccio scattare un panzango a sto vegliato. S'ammoccia tutta la maschera per tutta la leggenda. Oh, io la maschera me la levo. E fammi vedere come mi fa scattare un canzano. E ti dico una cosa, capo, davanti a fratasci a tutti questi. Che io la maschera me la posso levare perché è di cartone. Ma tu adora andare a levare perché ti ha visto tuo maggio mettendo tua moglie. Grandissimo bastardo. Figlio di mezzo marino. E se tutti i carne voliti provi, tenete il capo. Nessuno non va pasto, una casa non è una vicenda. E tu, senza avere ne diritto, prima ti hai mangiato il sangue di sto galantuomo e poi ti sta mangiando chi più nostro. Grandissimo svergognato. Che ci fai? Tutto spaccellassa e poi ti fai tenere. Camminavo, le roba come? Non sei capace. Lasciatemi! Esci fuori! Esci, ti faccio vedere sul sogno caso! Esci! Quanto si abbassa. Aspettate! Non finite che vai a parlare! Che ma dire? In questo momento come figli in mano in guardia? Tanto meglio! Almeno in te buone mani! Ma che coria? Ma dire? Non va detto niente marito, che i soldi, cacciavi, si vuole accattare a metà la bottiglia che ci appartiene. Ma che saccio io? Domani già io? No, a voi avuto mai. Quando c'è andato, che ve ne pare sta a fare? Ma chi mi conta mia? La Samerica non sta in rigetto. Aspettate, Verissi, che non facete tanto a cascatare nuovo. Perché ci la so, i 3011 sono patrozzi. Ma fare i suoi sono. E ti devo cazzo per non sacare e botta di veleno. E tu dici, che hanno fringicato sono i poti. Già. Se da faccio di malo colore di Mastro Ignazio, Questa cosa un cavallerosa ce l'avete tutti. Che mi ha detto? Mi dissi, chi più casano e chi più che pensano tutti. E che dicono tutti? Che marito non è mio fratello. E tu ci credi? Ci credo. Per due motivi. Prima di tutto, perché è vagabondo. E io invece sono un travagliatore. Perché è delinquente. E io sono buono. Buono ti montavo da malafemmina, te. E poi ci credo perché il sangue non mente. E io, tu ci hai fatto sempre male il sangue. Oh, sai che ti dico? Tu puoi credere che giocavo? E poi non mettete in due mezzo più da creatura che non ci trasi niente. Venite caro, una frase. Ma ce n'era un marito. Se con una moglie non mi trovare bene. Che fa? A conoscete sta lizza? Non
più. Il benedetto Parrino pensò a tutto, ma si scordò di fare sparire ste leggi prima di pesare i paletti. Guardate, donna Flavia, arrivavo alla posta, che ne dici? Beh, alla fine che cosa vuoi di mia? Che diritto hai sopra di mia? Ma che sei, ma marito tu? Buono, buono, non vi guariate. Oh, non vi guario io, e vi guariate voi. Che diritto hai voi dicite, eh? Dunque, è provato che voi mi venite mangiare, e non Max. E allora? E allora, è provato magari che vostro figlio si è usufruito per 22 anni di un posto di stapotia che non ci apparteneva. E soprattutto non mi viene frate. E allora? E allora, né voi, né vostro figlio mi venite niente. E né voi, né vostro figlio avete diritto sopra sta potia. Ho capito? Chi te la porta non la fa? E te vieni quieta quieta. E diteci a tuo marito se credete. Se non ci credete, diceteci ciò che volete. Ma voi qua non c'è da mettere più piede. Né voi, né manco io. Dopotutto, la casa alla vita. Le 4 soldi che aveva solo un Parrino magari. E le 4 barattelle che ci avete in casa. A poi vi manda a casa. Ma ora, donna Flavia, i divini. Prima che io faccio una strada, i divini. Non era mio frate. Non era mio frate. Guarda, oh compare, Che c'è, compare? vai a dire una cosa. Un saccio e un restato. L'altro chi è fruto? No, io ti vedo lo subito, ma non è questo che tu capivo la te. E che mi avete a dire? Parlate. Tornaitina, Che c'ha? non si sente buono. E chi è che c'ha? Un niente. Che vicino, non parlarmate. Parlate, compare, parlate, per favore. È finito. Ferita, unere voi. È una cosa inedita, non parlarmate. Dove faccio? No, razzo, ma qui è che l'ha feruto. Marito, non potendo scuola con me sognazzo. Un giorno di creatura, si ci avanzava per tagliare, ce la faccio. Carogna, ma che nudo c'era? C'era mezzo catani, ma tutti pensavano di dividere, ma sognazzo gli ammariti, niente pensando che questo sa poteva stare con questa povera femmina innocente. Assassino, che pensare casomai, ora, che saperlo prima, ma quindi fu di da schicchia. Sì, non sentite. A saperla l'ho conosciuto io pensavo che era da strascinata. E meno male che nel niscisto compare, a storia uso un galera. Ma un niente che si trova a questa farmacia. Che vicino, non parlare mai. Iemonini, me la pigliare. Ah, Caio, un petino, Caio, sta bene. Non hai detto. Assettatevi qua, non hai detto, per favore, assettatevi qua. Qua, ora potete stare. Qua siete nella mia casa. Ed è solo mia. E fino a che volete, io magari la vostra, non hai detto. Si è ringraziato Dio. Che desiderio che aveva di dormire in campo così pure. Così giù da di voi. Compare mio, Sì. da chiamare a vostra moglie. È giusto che ci fosse una figlia. Sì, ragione. Vai, petino, vuoi chiamare la moglie? Forza, spieghi. Da qua è la paciuca, sappiamo. Non escono tutti e due? Sì.
Appena dice, noi c'è moneta. Ok. Appena escono, fa partire la moneta. Servizio. Lei è venduto di chi lo capisci? Che non ci fate nulla di riscoperto. Oh, se l'avesse inteso, dici di giocarci, non ho fatto altro per pensare a chi. E ti vuole bene 100 volte più di prima. Meno male. Che dolore. Mischina, questo dolore di testa cacciaio. Sta perdendo tutto piacere. Se mi credete, Sasara, ma hai pigliato cittadine di Pinacedina senza calmarmi niente niente. E non te lo dico io, ti ostinasti a queste medicine. Non vuoi capire che sono tutte mosturi. Ma ora, tu voglio un tuo piatto. Ma chi è che mi ha detto no piatto? Casso dolore di testa cacciata. Ci dico tu parole a mammalucchini, che te passa subito succo. Ma chi è che ti bocchiano? Parole mammalucchini, un piatto, i cosiddetti femminetti, va? I cosiddetti femminetti. Non hai visto esperienza, non hai visto? Io, non so cosa dire. Non è niente, è cosa di stomaco che non poteva dare. Io è troppo malevolenza di spediosa che ti fece brutto. Oppure è troppo benevolenza. Ma se concentravo tutto da perugia. Ma ora, ci pensi? No, aspetta. Va, ecco fatto. Sasara, per carità, lasciatemi stare. La sola a vedere, un dolore di testa male Ah, muta, sta papà sonazza. Ma quali? Vieni, cucca, vieni. Momento. Così dei femminetti. Dei femminetti. Assettate qua, papà sonazza, assettate.
picchia. La luce ciarciar. 3 punti di sigaro. Una rasta di zammare. Un ferretto di mavara. Maria Santissima. Guarda chi c'è qua. Sta facendo come un marito in testa. Ma ora chi sei dolore di testa? È meschina perché sono un po' leggera. Una ianca di liuni, una coda di feroni, piantata con le spingoli. La cucca, la iastima sempre nella ucca. Bibi, dai qua, bibi, usalo, non scusate, usate. Acqua cavra con spirito, ardente. Contro gli invidiosi e le malagenti, vicini e lontani a vista, mammucciati, ma non essere tutti avvelenati. Sciò! Mala lavati! Aiti, ma come ti senti? Peggio mi sento. E come un fatto non se l'ha potuto ancora, tu? Allocato tu l'hai. Ma questo non è segno che non è malevolenza, ma è benevolenza. Ma che c'era la prova? Che c'era bisogno di fare la prova? Suo marito, che hai un pensiero concentrato di 3 mesi, ma ora ci faccio scongiurare versi. Zitti te, casa non ti basta, sapete la malumminata. Vi dissi che andate a fare venti, perché se non vi sentite. Oh! Vedisti? Ma come vedi? Cammarito, non va altro che passate a su. Ma tutto sto pensiero ai tuoi mariti. Che malo per me, per davvero dici? Se fai nelle tagliere, morire finito, perché non t'aveva abbandonato. E appunto, per che penso di mi aveva abbandonato? Sì, ma per poco tempo. Ma poi tornava. Sì, tornava, per tagliare la faccia. E poi Per gelosia, se un vero segno che ti vuole bene. Gli aspettavo con 3 mesi di carcere con creature. E uno picca se 3 mesi di carcere. Fuori picca. Ma ora dire che è venduto. E ora, Sasara, io ci ho buttato. Ma come ci ho buttato? Ma Idina, chi è che dice picchia? O è sto dolore di testa che ti fa fare così? Sarà sto dolore di testa, ma ora mi stancasto. Non mi dite più niente, perché se no questo dolore di testa mi impozza. E mi abbia un doletto, canticchia, che devo subito passa. Ma non metto io letto. Mi ha giumato questo nome, che è già sì. Tornati!
per notte. No, c'ha dolore di testa. Che faccio? Ma portano la nostra dolore di testa. Oh, non ci potrò, lo scongiuro con piatto. Ecco, ci può pigliare un pione con voce femmina. Come non c'è femmina? E perché non ti dici con voce maschio? Sasà, volete vedere che ci posso passare io un dolore di testa con questo valore solo? Arrivavo. Guarda. Ci potrò e vero ci potrò. Tornati, o tornati. Nino, un momento. Buonasera, Nino. Come stai? Non c'è male. E poi vi passavo un dolore di testa. Sì, l'avevi più legge assai. A quando volevo portare una serenata, che io per dire mi compare nero. Neni, e come sta? Non c'è male. Ah, mi manda a salutare. E volevo sapere se può occorrere cosa. Non occorre niente. Avevi giorni, ragazzi. Usaggi. Se avete a parlare a Muccione me ne vai a banna, eh? Come volete? Come volete oggi? Fuori, show! Dunque tornai te. Ma compare nero non ci può venire. E perché non ti vuole vedere più? Ma voi non può persuadere? No, facete il lavoro. A senso mio perché è innamorato. Innamorato? E di quel innamorato? Da Maggio Battista. Guarda può essere innamorato, guarda voi! Non me ne avete addonato? No, questo non sa c'è sempre. Perché mi è innamorato di mia, piglia e mi abbandona. Non mi abbandona, che c'entra? Tant'è vero che mi mandava a me per sapere se può occorrere cosa. Ah, Donnino, niente mi occorri. E comunque, perché su stesso poteva venire io a dire meno. Che fa? Si scrupolea, no, come marito. Ah, Sentite, donna Edina, che io capirei poi a pensare lì. E magari mi posso sbagliare. E se pure come pensate, Donnele, pare un veleno. Si mangia l'aria con la sua presenza. Con un pugno facesse cascare qualunque cristiano. Ma chi dimmi è buono, pulito e bagnatizzo. Voi non me l'avete accorgiuto? a dire la verità, me ne avevo accorgiuto magari io. Però non mi ha detto mai niente, non mi ha parlato mai. E che ne sa? Già, può darsi che ne inganniamo tutti e due. Ma così decidi voi. Ma cosa presente? L'incanto mi disse che a casa non ci voleva venire più. Stavamo giocando, organizzavo una serenata sotto la vostra finestra. Ma ce ne potete pigliare, copione? A me mi pare che fa come a che. Mamma, certo mi tocca, mi giro. Non facete un favore. Sopporto con tutto il cuore da me sì. Voi quando è che vi dite? Ora stesso, come scendo del campo, sta aspettando con mi tiro gli strumenti, ne sa zitto, non ti ci va bene. Allora, ma da fare una cortesia. Io me ne a ieri di Catania e prima di rimanere voleste salutare e ci voleste dire due parole. Su voi mi facete questa cortesia di farlo venire domani a mia casa, che non sono io grave. Aspetto io, tutta la giornata. Siamo in disi, Sì. Avete finito di parlare? Una settimana che finiamo. Sarete servite da una Edina. Grazie, Nino. Chi si dice? Zazà. Sempre pacciana voi, eh? Tanto vi porto da serenata. Ma vi portate vicino, la porta solo che è peggiore. No, io a voi vi voglio portare la serenata, perché mi faccio serio. Ma che pagarazione e fama viti. Più viti ce l'hanno furfigiani. Campate, già andando, se signore non vi fa morire prima. Va. Donna Regina, sarete servita. Grazie, Nino. Cesara, addio, ore tiranno. No, ma che giorno non ne fuiamo, sempre. Fuori, che intragnola, fuori! E a chi saccio? I miei tempi, i picciotti ragionavano di un'altra maniera, ragionavano. Sasa, con la vita. Oddio, con me, con tutte qua. E chi è che avete con
esperienza. Io non ho visto esperienza. Sì, non andate discorso. Chi è che si faceva vostri tempi? Che succede? Niente succede. E chi faceva la volontà di Dio? Ah sì? E qual era sta volontà di Dio? Era che quando una picciotta sciddicava, ossia passava a malo destino, con un giovane da bene, o di chi, o meglio morto. Con giovani da bene? Sicuro, ma ora c'è un altro sistema, c'è. Dopo 2 mesi i picciotti si conoscono e non ci penso di più. Ah, perché pare che stanno morendo perché sono lasciati. Ah, perché, e poi che fanno? Che fa? Che fanno? Ah, che fanno? Che fa? Dice, Se ne trovano un altro. E ti saluto per te. Ma così, come se si picchiassero un pennolo di magnesi a sorvete. Gesù, che tempo, ma che tempo. Sasà, ma quando è che va dato marito per farmi tutti questi discorsi? Scansate di signore quando sei marito. Ecco qui che mi dice. A me dice queste cose. Dopo che ti hai trovato come una vita. E che hai trovato? Un po' di spina hai trovato. Buono, non vi guariamo. Voi scordate quando ho conosciuto un marito? Mi abbandonavo come una pezza vecchia morta di fame e di freddo. Voi mi cacciaste voi di sta casa perché va a venire i vostri nipoti di Biancavilla a fa festa. Ma va a venire mia nipote, sì, ma perché non ci vuoi credere? Ma se non ci vuoi credere, c'hai magari i prove. Ah sì? Sì. Però com'è possibile che quando io tornai qui di nari che mi avevate tu torneri, vostro nipoti non c'era più? Sì, perché c'era un telegramma che a sua pancia si era aggravato che fa parte di subito. Comunque, Ma se non ci credi tu, c'hai i prove. a me non mi interessa. Io sono un capo, come ospite, vi pago, vai a dare cosa? No. Quindi i vostri consigli vi potete magari tenere, perché sapete non che faccio. Me ne vai a un'altra banca. Ma voi facete bene da sto mondo, perché ci porta la notizia che marito torna a te. Buono, ben intenzionato, innamorato più di prima tu. Io non mi voglio sentire parlare più. Dove sta? Dove è stato io, signorina, per fare quello che voglio e a dama volontà? Ma io me ne scotolo. Anzi, sai che faccio? Me ne vado. Perché c'hai ma che fare? Meglio è. E non posso ragionare così, Meglio me ne vado, va? Sì. Poi ti vieni, Sara, poi ti vieni. Poi ti ci portare sta ambasciata, Maria. A così ci leva mano di passare cassuta e di fare ridere a gente. Sante madre voglio dire. Fino a ieri pareva che moriva per marito. E ora, guardate lavoro, va. Ma... Si vede più pensierino. Cioè a porta aperta. Potete già. Già sì. Però non so con quale intenzione. E comunque, noi oggi due non avevo più niente di dire. No, Tina, questo non è vero. E a dire tante cose. Ho fermato tutto, ma fare a video questo razzo giocato offeso. Dopo più vasare, benzina che acciaiuciata. Tutta questa tenerizza ora ti dico. Tutta sta amore sviscerato mi dici ora. Ma quando vi per la faccia di strada e teniamo a abbandonare, morta di fame e di freddo. Perché non vi comuni? Ah, Tina, danno era pazzo. No, guarda. Peccato, tutto per te. Mi fare scordare tutto quello che passaste per me. E dimmi che mi perdona, Tina, per carità. Oh, di perdonare che mi perdono. È stato per mia, non mi avesse fatto ma 15 mesi di carcere. E allora perché sto tono? Perché mi chiamate voi? Non mi vuoi bene che oi? Non vi posso dire menzogna, ma non vi voglio bene. Cine l'ho veduto da recente che qua. Non lo sa, c'hai te. Come per le tasse, la tua facessi a vedere. Tutte le spase possibili, immaginate. Ma che c'è ora? Tu che giocavi a sta Tu sei buona e generosa, Tina. Non lo farai.
Quando spiego, Lasciatemi stare. buio completo E chi non qua, faccio per tu, tentare. ma lascia Anzi, un ho po'. tutti un po' nelle armi, avevo un po' di pinzoni. Su cui aveste voluto da così, ci mese a re, io, ma visitato il braccio collo. Ma ora, è cioccotato, perché voi, nome poi, non ci si dice. E cucce, ah? Cucce non tu. Faccio bastano meglio di me. Sente, non per lavare da superbia. Non come a me la tetta Catania. Ma cosa cerca con una lanternetta? Che mi manca? Gioventù fossi, eleganza, denari. Lo sai tu che se volesse, femmine, di tutti i mercappolatori non avessi. Ma allora perché dici che? Che sono io pazzo per te, hai te! Che mangio una cazzata ma non senza la mia non posso stare. Sono io pazzo, lo capire. Oh, meschini, no? Pazzo quando mi abbandonato è pazzo ora che mi volete un'altra volta. Non sapete che è una bella comodità sta vostra pazzia? A usate come volete, ambiccicato non mi pare e piace. E comunque, su voi siete un pazzo, io sono una donna ragionevole, e a canti mia, voglio un uomo ragionevole. E come fosse siamo ragionevoli, Bene, le legate porte le serenate. Ma vedete che siete gelosi, è a gelosia che mi fa parlare, perché voi ce l'avete con il vostro fratello. Ma su io, fosse ancora presso di voi come una Maddalena, voi mi trattassero come sempre, chi bene. E dicetemi una cosa, se non avesse stato qui Tornelli, che mi avesse aiutato in tutti i modi possibili ed immaginabili come frate, che ne fosse di mia storia. Le quattro soldi che ha spesi, ci stai buttando di chiuso. Ecco, i soldi, dicevo. I soldi si sistemano tutti i cosi. Per certi cosi però, non ci basta manco tutto un oro di sandali. Vai, di una Senti marito, io sono stanco e non mi sento buono. Voi che dici sto Angelina? Che dimmi, ne potete avere quando volete. Beh, lasciatemi stare. E a di te, o signore che protegge, e a me non mi abbandona. Hai di una donna se fece. Lasciamolo vedere se non capisci a stesso voi. Io vengo per portare con me. Che sì, cosa mia, e voglio vedere quella cosa buona. Io mi accorgo. A che mi credi? La signora la potete pigliare e lasciare quando vi pare piace. Aidina, finiamola a questa passa e cammina. Io non mi da dire. Amorinne te stai dicendo. Lasciatemi E stare. cammina. Ti sai non chiamo gente. E accotiamo a ne. A ne, chiamo Al sì. buio di coppa? Vedi che hai dato alzo. O dopo dottore. Quando ti passo mi sia femmina tinta. Voi non siete degni manco di un novenato. Non ci somigliate manco noi. Aidina, finiamola. Neli! Non hai dire che fu? Chiamate per carità. Bravo, sì, a chiamo. Completate. Sparatemi. A te, Aidanuzza. E poi mi dice una ammazza femmina. O do alzo. O do protettore. Sciallarato. Neli! Non ci siti! E perché? M'ammazza! Ma poi? Ho suo fratello! M'ammazza! Io è come scuro! Anzi, aspettate! Unne! Ammazzami se c'è un coraggio! Ha solo chiesto di mandare a fare! Un baronino! Unne sì! Ma non devi essere compagni. Sento dire che si ammazzano a scuola. Io sono il padre di capire. Tu quale sangue vanno a pigliare a scancio? Ma quale ammazzo? Camaretto, babbia! Venite, tomate solo! Sì, sì. Unne sì! Non ti scandare, papà! Canenne ti faccio! Io le dammi una sacchetta, prima che te le posso cucciare. E lei ci fosse marito suoi anni, la mia, l'uomo l'ho Se lo mezzo, lì. Signore me, aspettate. Donnetina, permettete voi. Aspettate. Un baronino. Aspettate un magari voi. Vedi, Trasi, che è magari vuoi scandare? No, ma siccome la sai un minnolino e la chitarra... Pochi!
Subito. Ah, poverino, ti buttavo a Sara, bravo. E ora, aspettate un magari voi. Aspetti. Sara, aspettate. Ora, se ci permettete, ne facevo una ballata. Marito che fa? A ballare con me, vero? Allora mi stiamo fermando a tu il cassetto. Buono, che se c'aggi oggi. E allora? Non è dire. Che voleva marito di voi? Piccioli, io vi domando un favore. Sapete a questionare? Volete venire a piano? Perché andiamo a casa? Non ne voglio di queste cose. E ma guardi di costura, eh? Oh! Ma quale questione? Ma che siete pazzi? Sono due amici. Due amici? Sono tuoi frati. No, non siamo frati. Ah, lo sai allora. Se signore. Io te ne compiaccio. Non ne convincio. Bravo. Bravo. Ora, dimmelo tu allora. Che c'ha a dire a donna Edi? Tu che c'aveva a dire e c'hai a dirlo, non te l'hai a dire a te. Non tanto me l'ha presentato. Giusto. Giustissimo. Giusto. Dice te. Ma che viene fuori? Perché non faccio tu per la casa? E tu Aidina, ma che va a fare succedere, eh? Ma perché devi urgere a via? E allora tu? A manare senza annunzi. Che questione è la cosa? E la cosa sei tu. Io capisco che la cosa sei tu. E perché sono io a questa cosa? Ma perché sei tu a cosa? Così io fa. Perché la sai chi dove la parte? Svendurato, disgraziato. E io no. No? Ma come non ci voglio? Ma che si pazza? Ma che devo dare i sentimenti via? Ma chi è che c'è in questa testa minuta? Picciale, ma chi è che c'è? Ma lasciate. Ognuno ha la sua volontà. Va, coraggio, donna Edina, parlate chiaro. E dicete che tu capite un dopo. Oh, parti è chi? Che donna Edina vuole bene a noi. Chi è stato insieme, compare neve. Scansate, signore, che stai sentendo. Un mondo, lo davo, se te su. Ma come? Lo sacchino che da parte. Bello, comodo di casa sua. Pullo che non possiede. Scusate, donnelle, ma la verità è appena nulla. Uno che non ha detto mai, ti voglio bene. Ma sono commenso voi. Naitina. Vero è so curissimo compare mio. Guardate, bello, chiaro, e non c'è niente da affrontare. E chi sto vostro pensiero? Chi su? Che spaccia! Un momento! Mamma che compare poi. Io vi ringrazio, Naitina. Ma quasi mi persuadete, è vero? E mi vieni qui tu, diventerete sua moglie. E tu c'hai questo obbligo verso le mogli. Ma io questo obbligo non ce l'hai. Perché tu da marito, è vero? Ma marito, se signore. Tempo 15 ore. Tempo 15 ore. Bravo. E bravo magari voi, donnelli. Ma siete un vero galantuomo, sì. Sentite, a voi non vi posso sopportare. Oh! Perché? Naitina, arrivata a questo punto, io non so più che vai a dire. Grazie. Quando va a dare? No, se daresti là io sai, là si interessa. Come dovero saccio io qual è. Non ci pensate. E allora, se ci permettete, io ti faccio testimone. Bello gioco di saldo. Bravo, magari voi, don Andiamo Marino. a basta che mi vanno con me. Passiamo domani che entriamo le balle. Bravo, don Marino. Don Marino, ha ringraziato la donnella. No, non c'è bisogno, non vi preoccupate. Qua a cercare non c'abbiamo più niente che fare. Donna Etina, io vi domando scusa se fai la porta. Ma non ha giorno,
Sapete, vero? Tante grazie e tante felicità. Picciotti, andiamo in classe. No, niente. Chi c'ha lì? Non venite, non può essere. Ma chi è che non può essere? Sì, vate finna, c'è il cazzo di mamma, vate Che bene! ma che state che chiamo che hai mandato lo stomaco? Ci nasciste, femminatita, ci nasciste, figlia! Ah, c'è il cazzo di mamma! Fatemi noi, fatemi! Io non mi detto niente perché credeva che voi non mi volevate bene. Ma io ora capito che invece tu mi una posso fuori, come voi siete amici. E ringrazio il Signore che me ne accugini in tempo. E per questo vi dico, da davanti a voi e davanti a tutti, con voi ci vengo. Come amante e come serva, ma qui né come moglie e manco come regina. Cristo, io tutti i mezzi ci misi, ma forse fu metti magari pettia che mi ha rotto la chiara. Ah, perché tu ci credi, è vero? Ma ti la sta scherzando. È vero che scherzi, Renuzzi. Tu fossi libera. E te stessa. Io perché non fosse libera? Ma perché fecimo un batto. Si può sciogliere da camo. Certo. Perché è cosa mia? Certo, in virtù di sto patto, tu mi potevi lasciare a pigliare quando volevi e chi mai, è vero? Che a mia che mi dicevi, pensaci tu, che ne sogno tu. E ora può tornare da pigli. Bravo, volete cosa sapere? Avanti, ora la commedia finita. Hai tenuto, i monimmi e cammina. No! Come io? Ti portare! Disgraziato! Ragione, va! Quale sa? Oh! Ma dite voi! Io non ti farò venire più! Grazie, compagni. Se non era per voi, a Stura avrei stato un galera. Senti, tu ti capisci da Nagiri, eh? Tu mi stesso da Nagiri. Da Nagiri, vivi, Non c'è bisogno che aspettare mai. Oggi stesso, Ida se ne va a sua casa, perché aveva la nostra casa, vero? Se tu volete, sì. Certo che voglio, con tutti i sacramenti, chiesa e municipio. E allora se ci permettete, io vi faccio testimone, no? Quando è che va a dare? Ai chi? Aspettate, buono, non facete i conti. Tenete, e voi pigliate giù un sciallo. Un sciallo? Ma quale sciallo? A ci pozzolare, che sto mio ci pozzolare. Amonini, amonini. Te? Ne trovo mezzo. Un sciallo vuole. Amonini. Vuole, lo sciallo di mia vuole. Gente che ha fuori abbasciata, gente pedonale, allegra, motriosa e settiata, gente riputtuta con la cinchiesata, bocca stretta, tu non voglia di qualcosa, ammassa in bocca un lemonzola, e tu già rispondi Giusi quando ti chiamavi Giuseppina, eri nel cappotto, sciacca gravita, tu la mattusciata, ora che sei grosso, che ti insegnata, mi sembra la finestra brutta, mi spascinata, stronata, della piazza scura di una sigaretta, gente casa in fondo e pesci, già tornata casa, gente casa in tasca, gente casa, piazza e poi si passa, gente casa, parte in terra giugna, si sciolazza e non si vinna, nulla sta prendendo, non si va.
Basta dirci rubare già è un casino. Allora, vi tratteremo altri 2 minuti per fare i ringraziamenti finali. Prima di tutto ringraziamo il Comune di Adrano nella figura del sindaco e di tutta l'amministrazione comunale che non mancano mai di farci sentire il loro patrocinio e il loro supporto. In secondo luogo ringraziamo le altre 4 compagnie locali che assieme a noi stanno curando l'aspetto organizzativo di questa rassegna, stanno facendo un gran lavoro, quindi grazie a loro. Ringraziare tutti coloro che non vedete qui sul palco ma che fanno un grande lavoro dietro le quinte e senza di loro qui noi non ci saremmo, quindi il tecnico luci, il tecnico audio, il nostro Pippo Palermo, tutti quelli che sono qui dietro le quinte e un particolare grazie lo vogliamo fare a tutti i membri della nostra compagnia che oggi non sono potuti essere di qui perché sono lontani, assenti. Però ci fanno sentire sempre il loro affetto, supporto, una mano, una parola di conforto. E l'ultimo grazie, quello più importante per voi, perché di anno in anno ci date la vostra fiducia e ci permettete di esibirci in questo spettacolare teatro. Grazie.